tutto ti confonde, non lo capisci più. Se il nulla ti soddisfa ti annoi sempre più. Scienziati ed ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. Ha un cuore di bambino ma non si rompe mai. Se attacchi la corrente vedrai che partirà. Oh, rock and roll robot, tutti con me. Oh, rock and roll robot. Io ti voglio, sì, io ti cerco, io ti amo, rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo, rock and roll robot. Rock and roll robot. Ha dentro un computer, ma quante cose sa. Un terminale video che ti aiuterà. Lui lavora duro, tu libera sarai. Di plastica ed acciaio che non si ferma mai. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. Ha un cuore di bambino ma non si rompe mai. Se attacchi la corrente vedrai che partirà. Oh, rock and roll robot, insieme a me. Oh, rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo, rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo, rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo, rock and roll robot. Buonasera amici a casa, ciao, buon lunedì. Robot, robot, robot. Lo dico, Fabrizio, che inizio! Buon lavoro Fabri, ciao amici, 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti al Peiretti. E poi questa sera ho una grande artista qui, fatemelo dire. L'ho voluta, è una ragazza che è della scuderia, chiamiamola così, del manager Poggio. L'ho voluta tanto, gliel'ho chiesta tante volte perché quando lei canta, quando lei suona il piano, mi trasmette qualcosa di unico. Lei si chiama Esther e sarà qui a breve. Esther è una ragazza, è una donna. Il prossimo brano è dedicato proprio a tutte le donne all'ascolto. Abbiamo voluto creare anche un po' di polemica, che poi in realtà una polemica non è, perché come vedrete dalle immagini dietro sembra che uno voglia, invece non è così. Io sarei felicissimo di vedere donne ballare col burka da una parte e ballare nude dall'altra parte. L'importante è che non siano costrette a fare determinate cose. Io, il giorno che sarà giusto festeggiare l'8 marzo è quando tutte, e dico tutte le donne, siano libere di fare, scegliere, di volare, di studiare, di amare. E questo è l'argomento del mio prossimo brano, è una vostra richiesta e lo sapete che quando scrivo qualcosa e viene richiesto dai miei amici a casa, per me vale 10 volte tanto, perché una mia canzone vuol dire che è entrata a far parte della colonna sonora di una vostra vita. E questa la dedico a tutte le donne, sperando in un mondo migliore. Burka,
e silenzio. Dedicata alla libertà, sempre! Donna dagli occhi tristi, donna senza diritti, donna, questo è il tuo futuro e lo sai, e contro quel muro, donna, senza prendere il sole mai, lui continua a pregare, dai, al milione offerente noi facciamo finta di niente. Donna senza uscire di casa, donna sì, senza togliere il velo, donna qui comandano loro, donna senza dire, senza fare, senza amore. Io l'8 marzo faccio altro, mi dispiace per voi, io non festeggio. L'8 marzo non ha un senso in questo tempo, in questo mondo di burka e silenzio. Donna, c'è un uomo al portone, rabbia, sesso e soldi nel cuore. Donna, lo fai per il tuo bambino, nascondi la foto dal comodino. Donna, senza avere giocato mai, lui continua a pregare, dai, bambina rinchiusa, sfruttata, suo padre ne abusa. Donna, rinchiusa da Dio, donna, la tua vita è un oblio, donna, non ti devi svestire, donna, devi solo obbedire e la testa abbassare. Io l'8 marzo faccio altro, mi dispiace per voi, io non festeggio. L'8 marzo non ha un senso in questo tempo, in questo mondo di burka e silenzio. Burka e silenzio. Donna, e se provi a scappare felice di essere sfuggita, devi fare attenzione a parlare, perché qui rischi la vita. Grazie anche a tutte le donne che si battono per questa causa. Wow, prendo fiato. 348 80 40 254, sistemo il microfono, eccolo qua. Attenzione che ci sono dei cavi, un cavo tira l'altro. Signore e signori, scusate l'emozione, sono un po' emozionato di aver cantato un brano, poi l'ho rifatto, era molto difficile e quindi un po', come direbbe mia mamma, la selfia corta. Sì, ho il fiato corto, ma ne ho ancora fiato per presentarvi l'ospite di questa sera, Esther. Ciao Esther, buonasera e benvenuta. Ciao. So che sei abbastanza emozionata, quindi se sei d'accordo io ti farei cantare subito. Va bene. Subito, e poi ci conosciamo dopo. Ok. Luce.
Stai ascoltando ora. La luna mi parla di te. Avrei dato tutto quello che mi hai dato, anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni in una lacrima, come un sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Strepitosa! Ma Grazie. ciao! Ciao. Ma che bello che sei qui e posso dire finalmente! Finalmente possiamo dirlo. Racconta un po' di te ai nostri amici a casa. Chi sei, cosa fai nella vita, perché canti, perché suoni. Vai, Ok, prenditi il tuo allora, tempo. Vai. Va bene. Sono Estere Colleoni, vengo da Canelli in provincia di Asti, ho 21 anni e studio scienze dell'educazione perché voglio fare la maestra d'asilo nido. Oh, la maestra d'asilo nido. Coi piccini. Esatto, piccolini Mhm. piccolini. E canto perché canto e suono. Dopo lo ascolteremo nel Esatto. secondo tempo. Si siede al piano, si siederà al piano e non vi dico niente. Sì, e canto e suono perché è il miglior modo per esprimere tutto quello che sento e per farmi ascoltare meglio. Il primo brano che hai cantato diceva luce che cade. Bene, io credo che tu sei luce che è caduta nello studio 1 di Luserna San Giovanni, perché averti vicino è una meraviglia, sentirti altissima nelle orecchie è bellissimo, hai un sorriso, ragazzi, il sorriso di Estere è contagioso. Guarda che roba, che bello, sono le 20:19, siamo in diretta, 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Perché dovrebbero scriverti? Dimmi tu, perché ti conoscono. Sì. Se c'è qualcuno all'ascolto che Chi non mi conosce per conoscermi. esatto, no, soprattutto per farti i complimenti veri, sinceri. E adesso andiamo sul repertorio di un, forse il più Battiato, La cura. Vai. Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie e i turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dall'ingiustizia e dagli inganni del tuo tempo, dei fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori dei tuoi spazi d'amore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da tutte le malattie, perché sei un essere speciale e Dio avrà cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me,
esploreremo insieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebreranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale e Dio avrà cura di te. Io sì che avrò cura di Signore e signori, Esther, fantastica, brava, brava e ancora brava. Guarda, come per magia è arrivato anche il pianoforte. Vedi, il pianoforte è lì, è pronto per essere suonato da te, ma tutto questo succederà nel secondo tempo. Ti faccio fare una cosa che non hai mai fatto in vita tua? Mhm. Prima volta in televisione? Sì. E quindi sono convinto di ciò che ho appena detto. Lancia la pubblicità. Però devi essere convincente. Uno, non devono cambiare canale. Due, devono continuare a scrivere messaggi. Quindi vedi tu. Vai. Beh, vi aspettiamo dopo allora. Pubblicità. Brava, perfetto. Più di così. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via, che sarà
Ve l'avevo detto amici a casa, di non cambiare canale, assolutamente di non cambiare canale perché questa ragazza è pazzesca. A casa so che si stanno aspettando il gioco per vincere lo zaino, ma questa sera non ci sarà il nostro giochino, però vi facciamo conoscere chi in realtà la scorsa settimana ha indovinato il quiz. Il quiz era quanto pesa il Peiretti. Ho ricevuto tante telefonate e poi degli amici di Pinerolo l'hanno vinto e adesso noi andiamo a conoscere questi amici che sono Anna Chiara, Elisabetta, Giulia, Luigi e Diego, il piccolo Diego. A proposito del lavoro che vuoi fare tu, lui è proprio un bimbo piccolo e così abbiamo anche registrato la consegna dello zaino. Allora regia, vai con la clip, vai. Amici di casa Peiretti, sì, è uno spazio all'interno della trasmissione ma registrato nel pomeriggio perché sono venuti a trovarmi degli amici, Anna Chiara, Elisabetta, Giulia, Luigi e il piccolo Diego. Partiamo proprio, ragazzi, fatevi un applauso perché? Perché dovete farvi un applauso? Perché voi siete riusciti a vincere lo zainetto ufficiale di Rete 7, lo zainetto in palio nella mia trasmissione. Ciao piccolo Diego, ma anche lui sente Casa Peiretti, guarda Casa Peiretti? Sì. Allora, Anna Chiara, quando avete vinto lo zaino cosa hai pensato per la prima cosa che ti è venuta in mente? La prima cosa che ho pensato è che ero felice visto che ci provo ormai da un bel po' di tempo. Sì, e quindi hai detto, oh, finalmente ce l'ho fatta. Elisabetta, mi guardate dall'inizio? Sì, praticamente dalla pandemia. Proprio dalle prime puntate. E so che tra di voi però la vera fans è Giulia. Giulia, non ti perdi una puntata di Casa Peiretti? No, mai. Ma perché? Cos'è che ti piace così tanto di Casa Peiretti? Ascoltare la musica e soprattutto voi che cantate. Ma ti piacciono anche le canzoni? Cioè, ascoltare anche il genere che facciamo, sì? Sì, molto. Ma hai qualche consiglio da darmi? No. Perché ti piace così. Luigi, innanzitutto grazie, devo dire che siete fantastici, hai una famiglia bellissima ed è molto bella la vostra idea di passare quest'ora di Casa Peiretti, quest'ora della vostra vita in mia compagnia. Ma tu anche ci hai provato un po' di volte, ma quella sera che ci sei riuscito, tu cosa hai pensato? Finalmente abbiamo vinto lo zaino per Giulia perché è innamorata di te. Oh, è innamorata di me! Da papà lo deve mettere, la tua voce, la tua persona. Ci corriamo dietro. Ma addirittura, ma ragazzi, che bella questa cosa. Di famiglia, noi ci fermiamo con l'oretta a cena per seguirti. Commentiamo le canzoni, commentiamo proprio il tuo percorso tutti insieme. Quanti anni ha Diego? 2 anni e mezzo. Diego, 2 anni e mezzo, sei piccolino, ma pensa che tu fra un po' di anni rivedrai questa intervista sul nostro canale YouTube. C'è il gatto là, Bruno. Sul nostro canale YouTube dirai come ero piccolino. Allora, Giulia, insomma, adesso poi partirà un altro quiz, partiranno altri giochi. Promettimi che tu continuerai a telefonarmi però. Sì. Sempre. Sì. E a seguirmi. Sì. E a cantare con me. Sì. Brava Giulia. Adesso vi consegno ufficialmente lo zainetto. Ecco, senti Giulia cosa ha detto? Mio, questo è mio. Dimmi, eccoti qua, dimmi tutto. C'è autografi? Sì, vi faccio la firma ben volentieri, la facciamo subito dopo l'intervista. Nel frattempo, visto che vedo che Diego è arrivato, nel senso basta, voglio già andare via, giusto che sia così, fatevi ancora un fortissimo applauso perché siete stati bravissimi e vuoi fare un saluto? Vorrei salutare i miei nonni e la mia famiglia. Tu? Anch'io i miei suoceri e fare un augurio al mio suocero che oggi è il suo compleanno. Auguri, come si chiama? Gianni, tanti auguri Gianni. Salutare un sacco la mia famiglia, i miei parenti e mandare gli auguri a mio nonno. Auguri. E allora, Luigi, chiudi tu questa intervista dicendo? Noi salutiamo tutti, seguite sempre Enrico Peiretti perché come noi è dal 2020, ci ha fatto compagnia nella pandemia, ci ha fatto stare uniti e passare dei momenti sereni. E dopo queste parole l'applauso lo faccio io a voi. Grazie ragazzi, grazie e ancora grazie.
Eh sì, teoricamente l'intervista era finita, però poi quando siamo andati a prendere il caffè e a firmare lo zainetto, guarda Giulia che contenta che è con lo zainetto firmato, facciamolo vedere bene a Giulia, adesso con le telecamere forse non riusciamo a vederlo bene, però c'è scritto Giulia con amicizia Enrico Peiretti, che sono io, giusto che sono io. Stavamo prendendo il caffè e Luigi mi ha raccontato una cosa, e non posso non farvela sentire, perché è una cosa che ha emozionato me e di sicuro emozionerà tanti di voi a casa che mi ascoltano dalle prime note di questa canzone. Allora, era il 2020, io lavoravo in ospedale, faccio la guardia, era il momento di Covid. E un'infermiera, una collega, è uscita con i video di Enrico con questa canzone molto bella, l'abbiamo iniziato a prendere come sigla per incoraggiare i momenti più difficili tra noi colleghi, con gli ammalati, è stata portare delle ore di sollievo. Così abbiamo conosciuto Enrico e da lì abbiamo iniziato a seguire Casa Peretti e siamo arrivati al 2020 fino adesso. Quindi la mia canzone 2020 è diventata la colonna sonora del vostro ospedale. Sì, è entrata la colonna sonora dell'ospedale, Allora, possiamo dire innanzitutto il nome dell'ospedale? l'ospedale Molinette. Salutiamo tutte le persone che lavorano all'interno dell'ospedale, sei d'accordo? Certo, saluto tutti i miei colleghi che mi stanno guardando, tutti gli infermieri, i dottori, ovviamente tutti quanti che abbiamo passato quel periodo. Quindi la mia canzone vi aiutava, questo è bellissimo. Giulia, vieni qua vicino a me, vieni. Ma allora, dopo tutto un discorso così, secondo te qual è la canzone giusta che adesso vado a cantare in diretta? 2020. Brava Giulia, quindi adesso facciamo proprio il lancio professionale, eh? Vieni con me, vieni qua, ok? Vedi, ci mettiamo qui davanti. Signore e signori, adesso torniamo in diretta con Enrico Peiretti che canta 2020, la sua canzone. Dillo tu, vai, ti aiuto. Allora, signore e signori, Signore e signori, adesso andiamo a sentire, rigorosamente in diretta, Enrico Peiretti con 2020. Enrico Peretti con 2020. Brava Giulia, un saluto, ciao ancora, grazie ragazzi. E allora torna Enrico Peiretti dalla linea a Enrico Peiretti con 2020, ciao. Amici di casa, ciao ragazzi, grazie di cuore e viva Giulia, viva voi. 2020 in una nuova versione. È successo neanche così tanto tempo fa,
pubblicità, poi torniamo con la grande musica di Esther, ma dopo 2 minuti e mezzo. Non cambiate canale. Tienimi su quando sto per cadere, tu siediti qui, parlami ancora, se non ho parole io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così, e perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni, tu sai che è così. E perdonami, se sono forte sì, e se poi sono anche fragile. Vieni qui, ma portati gli occhi e il cuore, io ti porto un gelato che non puoi mangiare, e piangiamo insieme che non piangi mai, mai, e non nasconderti con le battute, non mi allontanare, invece dimmi cosa ti andrebbe di fare, e ridiamo insieme che ridiamo sempre, 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 ma non basta mai. Io un confine non lo so vedere, sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose lo trovi pericoloso. Non sai come prendermi, mi dici, ma non so se ti credo. Senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì, però anche quella fragile. Vieni qui, ma portati anche gli occhi e il cuore, io so disobbedire, questo lo sai bene, e piangiamo insieme che non piangi mai, mai, e non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare, stiamo a vedere dove possiamo arrivare, e ridiamo insieme che ridiamo sempre, 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 ma non basta mai. Semplicemente una meraviglia. Brava, brava, brava e ancora brava. Adesso vieni qua a fianco a me perché arriva l'ondata, la grande ondata d'affetto dei nostri teleascoltatori questa sera. Sei pronta? Perché è un momento anche emozionante, lo sai? Sì, perché tanta gente che non hai mai visto nella vita ti dice grazie, ti dice grazie. E che cosa c'è di più bello? Grazie a voi per essere in diretta insieme a noi. Sono le 20:48. Fabrizio, vai con tutti, ma proprio tutti i messaggi arrivati fin qui. Un saluto a Casa Piretti, Gigi da Valperga e da Iciu.
spaparazzato sul divano. Ciao Gigi, ciao Ichu, bello gattone, anche tu ne hai di gatti? Non ne hai. Spiace. Vuoi portartene a casa dei miei? Perché ne ho Sì, due lì che... molto belli. No, non dare guarda, per nulla al mondo. Purtroppo i miei gatti sono finalmente incedibili. Finalmente lunedì dalle 20 alle 21 non ci sono per nessuno. Viva Casa Piretti, Silvia da Montalciata. Grazie. Grazie Silvia. Bello. Fa piacere questo messaggio. Ecco, devo salutare questi due amici perché ero in giro per la fiera a Luserna e mi hanno detto eccolo lì, Peiretti di Rete 7. Quindi saluto Simone e Giacomo e mi hanno anche regalato un pezzo di fontina, ragazzi. Mamma mia, non buona, molto, ma molto, molto di più. Grazie Simone, grazie Giacomo. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, buonasera da Antonio Primicelli di Valta. Una, con la pepata di cozze e bruschette, te capì? Ti piacciono le cozze? Sì, molto. Ah, anche a me, dai, un po' piccantine. Dai, leggi il tuo primo messaggio. Nei marasma di oggi, in cui la parola divora se stessa svuotando concetti, livellando verità, confondendo e diludendo le menti ed i cuori. Il canto è la chiave per rientrare in noi stessi e ritrovare la nuda sostanza della fedeltà alla natura e all'essere umano. Saluti, Rotellini Carlo. Ciao Rotellini, Wow. detto Marzullo. Bravo Rotellini, beh, fai concorrenza a Marzullo, complimenti. Non c'è modo migliore per iniziare la settimana se non con Casa Peretti. Ci tieni incollati alle TV tutte le sere, ci strappi sempre un sorriso, sei fortissimo. Un abbraccio da Giorgia, Marco e Graziella da Perosa. Ciao Giorgia, ciao Marco, ciao Graziella. Salutatemi Perosa, proprio tutta domani, è tutta. Sempre bella l'attesa di sentirvi. Grazie Dani. Speriamo che sia bello anche il sentirci, non solo l'attesa, no? Auguri a Martina per i suoi 18 anni da tutti i suoi amici. Luciano è andato a fare un 18esimo l'altro giorno, ha fatto la foto con la festeggiata e tutti i suoi amici e io saluto tutti. Ciao ragazzi, grazie. Si può ingrandire un po' la foto, regia? Si può, se puoi, perché non si vede. Un saluto a Simone Vezzoso, grande cantierista del comune di Spigno Monferrato, grande Ester d'Agostino Poggio. E allora salutiamo Simone Vezzoso, ciao. Ciao. E salutiamo tutto il comune di Spigno. Quanti abitanti farà Spigno? 10. Dopo lo chiediamo. Di più. Non si può ingrandire. Vabbè, pazienza, comunque un abbraccio a tutti. Vai. Enrico, l'unica sicurezza per iniziare alla grande la settimana. Un abbraccio da Alfonsina e Germano. Ce la mettiamo sempre tutta e grazie mille amici perché siete sempre presenti. Io non finirò mai di ringraziare tutti voi. Ciao a tutta Casa Peretti ed Enrico, bentornati anche questa settimana a tenerci compagnia in allegria. Il tuo miglior amico Andrea di Borgomanero. È il mio miglior amico, non l'ho mai visto. non l'ho mai... Cioè, è particolare sta cosa. Per lui sei il suo migliore amico. Ma anche lui per me è il mio miglior amico, ma non ci siamo mai visti né incrociati né vabbè. Vai. Ciao, mi farebbe piacere ascoltare Ma stasera di Mengoni o Con le mani di zucchero. Grazie Milena. Con le mani di zucchero te lo racconterò domani con la voce, con le mani. Grazie per questa richiesta. Ciao. Faccio tanti auguri buon omastico a chi si chiama Silvia. Ciao da Elena. Allora salutiamo tutti Silvia, il Silvio, anche il Silvio. Legga. Buonasera Enrico, è molto piacevole iniziare la settimana ascoltando Casa Peiretti con i suoi bravissimi ospiti. Mi piacerebbe ascoltare Non siamo in pericolo, grazie mille Edo. Se il mondo assomiglia a te non siamo in pericolo mio caro Edo. Dai, la metto in programma nelle prossime puntate. Già forse, ma domani ho già 2 pezzi di cui... Vabbè, dopo la mettiamo. Ottima la scelta di cantare una canzone per i diritti delle donne. Enrico particolarmente ispirato e comunicativo. Grazie Lucio da Pinerolo. Se lo dice Lucio che è uno dei più grandi musicisti che conosco. Grazie Lucio. Grazie davvero. Ciao Enrico, saluto te e la tua ospite. Mi fa sentire la canzone Donna Felicità dei Nuovi Angeli, Maurizio Di Volvera. Sì, Maurizio, domani o dopodomani. Donna felicità, donna. Vai. Buona settimana da Indra, Enrico ed Esther. Marco. Grazie Marco, grazie Intra. Intra è un paese. Ok. No, tu vieni da? Canelli. Chissà quanto è distante Intra da Canelli. Vabbè. Non lo so. Buonasera a tutti voi. Ciao carissimo Enrico, sono io, Chicca dalla Puglia. Volevo fare i complimenti a te e ai tuoi ospiti che sono bravi. Vi abbraccio forte, vi auguro una splendida serata e siete nel mio cuore. E saluto la mia mamma Mari. E allora salutiamo Mary, Ciao. Mari, ciao. Salutiamo anche la nostra teleascoltatrice. Buonasera Enrico, complimenti a lei e ai suoi ospiti. Volevo chiederle se è possibile per domani che mio papà Angelo compie 85 anni, potreste fare il duetto Vorrei incontrarti fra 100 anni.
Vi ringrazio molto, Antonella e Giulia da Busca. Credo che si possa fare. Domani sera qui con me Martina Richard, forse l'abbiamo già anche fatta, però in occasione di un compleanno così importante la rimettiamo in musica. Ciao Enrico, bellissimo inizio serata come sempre. Sì, le donne devono essere libere, hai ragionissimo. Bravo. Ciao Esther, ma quanto sei brava, complimenti. Massimo da Venaria. Grazie. Ciao, ma dobbiamo andare veloce regia perché sono tanti messaggi, quindi tiriamo dritto. Grazie a tutti. Ciao, la mia amica è la migliore. Ti voglio bene Esther, che voce, brividi. Wow. Non sei firmato però Cavolo. brividi. Ciao Casa, la tua ospite, grande voce, brava. Camerini non era ancora nato quando lo ascoltavamo, 1977-78. Massimo da Brescia, grande inizio, grandi. Grazie Massimo e salutami Brescia. Ciao. Buona serata e buona settimana. Ciao ciao, Lilli Rora. Ciao Lili da Rora. È un paesino qua sopra e non potevi saperlo, da Questo Canelli. no, mi spiace. È proprio un paesino. Buon inizio di trasmissione, grande Enrico con Alberto Camerini. Buon inizio settimana, bravissima la tua ospite, assomiglia alla nipotina di Betta, Carol. Comunque bella voce. Sempre bravo Enrico nella presentazione di nuove voci. Un abbraccio e un salutone da Tino e Betta. Hai una sosia in giro per il Piemonte. Sei stata pazzesca mia cara Esther. Viva Casa Peiretti. Sarà una settimana di grande musica con voi, Giovanni e Silvia d'Alessandro. Speriamo. Noi, come ho detto prima, ce la mettiamo tutte, anche di più. Poi un saluto a Francesca Di Perlo, l'ultima iscritta al Peiretti Fans Club. Un bacione da Daniele Luca da Ceva. Fra 15 giorni viene a trovarmi il mio primo Fans Club direttamente da Ceva. Verranno qui, sarà bello passare dei momenti insieme. Ciao Enrico, siamo Luigi, Anna Chiara, Giulia, Diego e Elisabetta e come ogni sera ti seguiamo. Esther è bravissima, complimenti, gran bella voce. Confermo tutto, che mi seguono e soprattutto che Esther è bravissima. Ciao Enrico, complimenti ad Esther per la cura di Battiato, un abbraccio da Amedeo. Grazie Amedeo, grazie. Ciao Enrico, con i tuoi ospiti ci sorprendi sempre. Complimenti Esther, sei veramente brava. Un saluto da Fabrizio di Quarona. Beh, innanzitutto devo ringraziare Agostino Poggio perché ormai è tanto tempo che collaboriamo, non mi ha mai deluso. E poi lei l'avevo già sentita in giro e l'ho voluta fortemente. Legga. Bravissima Esther, complimenti, grande emozione vederti e ascoltarti, Rita. Ciao Rita, un'amica Rita. Vabbè, Secondo Rita. me... Grande, com'è? Secondo me è il mio ragazzo che si è firmato con Rita apposta. Come si chiama il tuo ragazzo? Iaia. Perché mi chiama Esterita. Iaia si secondo me chiama mi ha il tuo ragazzo. fregato. Salutiamolo. Ciao Iaia, ciao. Grande Veretti che dai tanto spazio ai giovani, Esther una voce meravigliosa. Complimenti. Massimo da Carmagnola. Grazie Massimo. Grazie. Ciao amico Enrico e anche la tua ospite Esther. Mi piacerebbe molto sentire acque sale di Mine Celentano. Hai sempre una bella voce Esther. Enrico da Collegno. Viva Casa Peiretti. Sempre. Grazie. Magari se riusciamo già anche domani sera facciamo acque sale. Complimentissimi ad Esther. E a te Enrico, ma stasera niente gioco? Ciao da Andrea. Come ho detto Borgo prima, il gioco tornerà domani, quindi state molto attenti, orecchie belle dritte. Esther da brividi, grazie! Grazie a voi. Wow! Da brividi, complimenti Enrico, hai portato un'altra voce stupenda in trasmissione. Esther è una voce angelica, Tizi e Giovanni. Adesso Esther, in diretta, in Mondovisione, devi farmi una promessa che torni nel giro di poco. Va bene. Ok, va bene. ragazzi, l'ha detto, un mesetto e mezzo, concedo un mesetto e mezzo. Va bene. Ok. Tanti complimenti Esther, bellissima voce, soprattutto quando cantava Elisa da Barbara e Davidino. Ciao Barbara, ciao Davidino, grazie. Ricordo che Casa Peiretti va in onda tutte le sere dal vivo, dalle 20 alle 21, dal vivo. Tino ci scrive: 2020 mi fa impazzire come brano e secondo me è il più bello e toccante di tutti i brani che hai creato, fenomenale. Sei, e lo dico, un grande. Grazie Tino. Grazie. È un brano che mi ha cambiato la vita, non solo a me, a tutta la mia squadra, ai miei amici, ha cambiato tutto di me quel brano. Grande Enrico e complimenti ancora per 2020 e sempre da pelle d'oca, ci trasmetti grande Luigi, Elisabetta, Anna Chiara, Giulia, Diego, i vostri fan da Pinerolo. Ciao ragazzi, grazie. Apriamo anche un fans club a Pinerolo. 2020 la canzone con cui è iniziata la nostra avventura, quanto tempo e quante emozioni, ma la cosa incredibile è vedere che continua ad emozionare e anche chi all'epoca era molto piccolo come la nostra Giulia e continua ad emozionare noi quando veniamo a conoscere momenti come quello raccontato nell'intervista nei quali ha unito le persone e dato forza. Te lo dissi subito che aveva qualcosa di speciale, vedi che non mi sbagliavo, così come non sbagliavo su di te. Wow,
restando sulle emozioni, un super complimento anche ad Esther. Grazie. Wow. E ragazzi, ci sono ancora tanti messaggi, non abbiamo più tempo. Io ringrazio Fabrizio in regia e faccio la mia personale stand innovation a Esther Colleoni. Grazie Esther, torna presto. Grazie. Fai di saluti veloci, abbiamo 20 secondi. Saluto tutta la mia famiglia, in particolare mio fratellino Ennio, che sennò, poverino, i miei ragazzi e i miei amici. Ciao a tutti. Ciao, grazie, a domani.